Ciao a tutti, noi siamo le Fadis Neris e state ascoltando Misteris dal Friul, la serie podcast che indaga sui delitti e i misteri del Friuli Venezia Giulia. Petricor, l'odore del nord-est. La storia del mostro di Udine. Episodio 1. Il mostro è tornato. È la notte del 26 febbraio 1989. È un sabato, piove a dirotto. Marina Lepre sta tornando a casa a piedi, barcolla. Una macchina accosta. Al suo interno un uomo dall'aria gentile la invita a salire in auto. Marina sarà la 13ª donna scomparsa e poi uccisa in Friuli dal 1971 al 1989. Il suo cadavere verrà ritrovato la mattina dopo in un viottolo nella campagna udinese. La gola tagliata da un lato all'altro, sebbene la morte sembri essere giunta per soffocamento. Il corpo straziato da un taglio che corre dal petto fino all'inguine. Marina Lepre è una donna di 40 anni, di buona famiglia, insegna alle elementari e ha sposato un ingegnere della Zanussi. Dal loro matrimonio è nata una figlia, Fedra, che quando i genitori si separano ha 3 anni. Viene affidata alle cure del padre perché si ritiene che Marina non sia in grado di badare a lei. Marina, come molti friulani, sebbene tradizionalmente sia un'abitudine maschile, è solita frequentare il bar, beve svariati tagli, così li chiamiamo noi i bicchieri di vino, fa un po' di cagnara, si fa offrire altro vino e lascia il bar sulle sue gambe, seppur traballando. La sera del 26 febbraio, prima di andarsene poiché è invitata dalla proprietaria a recarsi all'uscita del locale, pronuncia una frase tanto inquietante quanto fatidica. Marina infatti sbraita alla titolare: «Lo sai che appena esco da qua mi ammazzano?» Marina soffre di manie persecutorie, è convinta che qualcuno la segua, che voglia ucciderla. 6 giorni prima della sua morte si era presentata in ospedale ubriaca e in preda a una crisi isterica, gridando ai medici, intenti a suturare una ferita sul mento che la donna si era provocata cadendo lungo un marciapiede, che teme per la sua vita e per quella del suo nuovo compagno, poiché è certa che qualcuno voglia far loro del male. Marina non è la donna perfetta che la sua famiglia avrebbe voluto. Beve, fuma, passa le serate al bar ed è solita fare l'autostop per poi tornare a casa. Le poche amiche che ha la ricordano come una donna affabile e la figlia come una madre molto affettuosa. Inizialmente gli inquirenti pensano all'attuale compagno, che però ha un alibi di ferro. Svariate persone testimoniano che si trovava in un locale fino a tarda notte. Un testimone che la notte dell'assassinio giura di aver visto Marina accettare un passaggio da uno sconosciuto a bordo di una Fiat 124 di colore scuro fa dirigere le ricerche in tal senso. Effettivamente i carabinieri trovano una Fiat 124 bruciata, ma la vernice è di colore chiaro. Le indagini quindi subiscono una battuta di arresto, nonostante i familiari di Marina, in primis la figlia, chiedano giustizia. È un giovane carabiniere a far riaprire il caso, Eddie Sanson, che sta svolgendo il turno di notte in caserma ma si annoia. Girovaga, curioso tra gli scaffali, finché gli capita tra le mani il fascicolo omicidi. Al suo interno trova delle fotografie di donne, uccise anni prima con la stessa modalità della povera Marina. Strangolate, sgozzate e poi marchiate con quel taglio dritto e nervoso lungo il ventre. Risulta palese che c'è un assassino che uccide le donne con le medesime modalità, un serial killer. Maria Carla Bellone, morta nel 1980 a soli 19 anni, si prostituiva per pagare la droga. Viene trovata con un unico grande taglio sull'addome, quasi a indicare che lei fosse la prima vittima del mostro. Questa tesi viene avvalorata dal fatto che Luana Giamporcaro, morta a soli 24 anni nel 1983, anche lei dedita alla prostituzione per reperire una dose, presenta 2 grandi tagli longitudinali sull'addome, a suggerire quasi che lei fosse la seconda. Il corpo di Aurelia Janušević, trovata morta nel 1985, è stato infatti straziato da 3 profondi tagli sulla pancia,
quasi a suggerire che lei fosse la terza. Il mostro stava contando le sue vittime? Ma allora perché il cadavere di Marina Lepre non presenta 4 tagli bensì uno solo? Probabilmente il mostro era stato disturbato dall'avvicinarsi di qualcuno e non era riuscito a portare a termine la sua firma. Oppure, ad uccidere Marina Lepre non è stato il mostro di Udine, ma un suo emulatore. Sembra impossibile, un serial killer nell'Udinese. Da noi non succedono certe cose. A Firenze sì, lì c'è un maniaco che uccide le coppiette che si appartano nel buio, ma da noi non può essere. Questa è la reazione degli udinesi una volta appresa la notizia. Udine è una cittadina tranquilla, silenziosa, in cui si vive bene, una città pulita e in ordine, in cui non succede poi molto. Ma ne siamo poi veramente sicuri? Forse non è così. Negli anni '80, infatti, gli anni di piombo e il brigatismo rosso non erano ancora un ricordo e la tensione si respirava quotidianamente per le strade. In queste ultime iniziava a riversarsi l'eroina proveniente dagli Stati Uniti, una droga nuova, diversa dalla coca, non ti eccita ma fa di peggio, sembra riuscire a placare i tuoi mali e ti avvolge in una calda coperta che ti isola dal mondo. Superfluo dire che i giovani ne vanno matti e iniziano a fare qualunque cosa per una dose. Chi può, ruba in casa. A chi non ha niente da rubare, non rimane che vendere l'unica cosa che possiede, il proprio corpo. Arriva dunque una nuova paura a sconvolgere gli animi. È l'AIDS, con le prime maldestre campagne di sensibilizzazione che, a riguardarle oggi, appaiono un po' ridicole. A causa dei flussi migratori, dall'est Europa arrivano bellissime ragazze vendute come carne da macello e obbligate a prostituirsi per arricchire i loro protettori, che le rendono schiave. In periferia poi arrivano i casermoni dei soldati americani. Questo è il clima che si respira nel Friuli, a Udine, negli anni '80. Io sono Beatrice Del Zotto e avete ascoltato la prima puntata di Petrichor, l'odore del nord-est. Podcast realizzato dalle Fadis Neris. Scritto da Beatrice Del Zotto. Montaggio a cura di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Regia di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Un ringraziamento a Dario De Santis e Alexandra Edward. In coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.